Paolo Bordon, direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Cominciamo dall'inizio. Lei ha preso questo incarico lo scorso anno. Che situazione ha trovato qui all'ospedale di Pordenone? Sono arrivato il 1° dicembre del 2013, quindi alla fine dell'anno. Ho trovato un'azienda con dei professionisti molto validi, che conoscevo già molti di loro perché da anni sono dei punti di riferimento del servizio sanitario della nostra regione e anche fonte di attrazione di pazienti non solo dall'area vasta pordenonese ma anche da fuori regione o da altri contesti regionali. Ho trovato ovviamente molte cose da fare, non ci si annoia, però un clima dal punto di vista professionale molto stimolante. Un tema che sta molto a cuore a tutti i lettori del giornale e a tutti i pordenonesi è proprio l'argomento del nuovo ospedale, di cui in questo periodo si sente un po' parlare di meno. Lei ha qualche notizia da dare in questo senso? Ma forse in passato si è sentito parlare molto, ma non si sono viste le realizzazioni. Il nostro compito è quello di finalmente riuscirlo a costruire questo nuovo ospedale. Io posso dire che vedo degli elementi di chiarezza che possono tranquillizzare, cioè il fatto che tra regione e comune, ad esempio, ci sia un accordo sul sito in maniera definitiva, e questo sarà qui in via Monte Reale 24. Un finanziamento certo stabilito nel bilancio della Regione che è di 150 milioni già disponibili e la possibilità da parte nostra di lavorare proprio per arrivare a questo importante risultato atteso da tutta una comunità non solo cittadina ma direi provinciale, per fondare le basi per un futuro della sanità di questa provincia che deve guardare ai prossimi 15-20 anni, quindi è evidente che il contenitore è importante, naturalmente lo sono ancora di più i professionisti presenti, ma direi che spero e mi auguro, questa è un po' la sfida professionale che mi ha stimolato ad accogliere l'offerta che mi ha fatto la Regione, il nuovo ospedale potrà effettivamente sorgere. Possiamo fare una data, per esempio, per l'inizio di alcuni lavori in questa direzione? Beh, è evidente che realizzare il nuovo ospedale in questo sito significa predisporre l'area dove porre le fondamenta del nuovo ospedale. Il nostro inizio del nuovo ospedale potremmo considerarlo nell'abbattimento delle vecchie palazzine, oggi per lo più alcune di queste non utilizzate, altre invece utilizzate anche dall'azienda sanitaria 6 con dei servizi territoriali. Il nostro compito è di liberare queste aree a partire dall'inizio del prossimo anno, quindi dell'anno 2015. Quindi per noi l'inizio del nuovo ospedale sarà l'abbattimento quindi i lavori preparatori, l'abbattimento delle vecchie palazzine. Sarà un impegno importante perché dovremo anche riorganizzare alcune attività oggi sparse in alcuni padiglioni e poi inizierà la cantierabilità della nuova opera. Questo darà un vantaggio perché il nuovo ospedale lo concepiremo in un unico lotto di realizzazione e quindi con un'unica gara si potrà dopo poter realizzare un unico blocco, cosa che ad esempio in altri contesti regionali non sta avvenendo e porta via ovviamente del tempo. Una volta realizzato il nuovo ospedale evidentemente ci sarà poi la fase di trasloco di tutte le attività dentro il nuovo sito, ma nel frattempo ovviamente questo è un impegno che porterà via degli anni, si continueranno le attività negli attuali plessi. Ecco, e nel frattempo l'ospedale allo stato attuale però avrà bisogno di alcuni lavori forse di ristrutturazione. Assolutamente sì, ce ne sono molti già in atto, è appena stato finito, completato il rifacimento del tetto del padiglione A che aveva delle infiltrazioni, sono in corso dei lavori importanti nel reparto dell'ostetricia ginecologia, un rifacimento sostanzialmente completo adeguandoci agli standard nelle nuove linee guida nazionali anche sui punti nascita. È ovvio che noi dobbiamo mantenere in vita questa struttura tenendo conto delle manutenzioni che servono per tirare avanti fino all'attesa del nuovo ospedale per almeno 5-6 anni, quindi diciamo c'è un impegno a mantenere efficiente e a norma quello che è possibile. Nulla toglie però il fatto che la logistica e gli spazi attuali non sono certamente idonei a quella che noi immaginiamo una sanità nuova e futura che deve avere anche nel comfort e nella logistica il suo punto di forza. Dottore, una domanda per quanto riguarda invece l'ospedale di Sacile, sul quale ci sono diverse preoccupazioni sempre da parte dei cittadini.
L'ospedale di Sacile è uno dei 5 presidi in cui fanno parte dell'azienda Santa Maria degli Angeli di Pordenone, che sta lavorando, come noto, in un progetto di ospedali a rete riuniti della provincia. Nell'ospedale di Sacile oggi ci sono delle attività importanti che svolgono molti professionisti dell'azienda. Sto pensando a attività anche di day surgery, c'è una medicina, c'è l'attesa per un potenziamento dei progetti relativi alla riabilitazione, in particolar modo di tipo cardiologico, richieste che vengono anche da quella comunità e che sposano anche l'interesse di questa direzione. Naturalmente su tutte le vicende di tutti gli ospedali della provincia c'è attesa per il nuovo piano sanitario regionale e le scelte definitive ovviamente spetterà alla Regione e noi l'attuazione. A questo proposito, nei mesi scorsi diversi medici sono andati in pensione e rappresentavano dei nomi illustri di questo ospedale e molti andranno anche nei mesi successivi. Ora, la preoccupazione è quella che queste figure professionali vengano poi sostituite con altrettanti professionisti. Ci può rassicurare in merito? Io dico che la vita continua, ci sono ovviamente dei professionisti importantissimi che hanno svolto, stanno svolgendo con encomio e con grande professionalità il loro impegno. Il fatto che la comunità locale sia preoccupata per questo è evidentemente un riconoscimento del loro valore. C'è da parte nostra la consapevolezza che dobbiamo ricercare dei professionisti all'altezza, va anche fatto un cambio generazionale in alcune figure, in questo senso invito anche alla fiducia, ci sono molti professionisti in giro per l'Italia che possono in qualche modo accettare una nuova sfida professionale e di raccoglierne l'eredità. In questo senso ci stiamo muovendo, sono fuori dei bandi di concorso per alcuni di queste importanti figure e il nostro compito appunto è anche riformare una squadra di professionisti che possa portare avanti la sanità pordenonese per i prossimi 10-20 anni, quanto è la vita media di operatori di questo livello. Mi riallaccio all'ultima domanda proprio per chiederle questo. Pordenone ha svolto in questi anni un ruolo importante nella sanità, ma spesso è stata sottofinanziata e viene definita la Cenerentola della regione. Ora ci sono delle prospettive di un cambiamento per il futuro? In questo momento paradossalmente essere stati o essere la Cenerentola è quasi un vantaggio nel momento in cui la Regione ha definito i nuovi costi standard attesi e quindi ha cambiato completamente le regole del finanziamento della sanità, confrontando i modelli, diciamo, secondo un benchmark virtuale per ogni tipo di specialità, è emerso che in questa provincia effettivamente i costi attesi e comunque i finanziamenti dati per la sanità sono già molto vicini ai costi standard di riferimento. Questo vuol dire che noi abbiamo un gap da affrontare ancora per quanto riguarda l'ospedalizzazione, e cioè rispetto anche ai parametri della riforma nazionale Balduzzi, dobbiamo diminuire leggermente per quanto riguarda il ricorso all'ospedalizzazione e quindi probabilmente investire di più in servizi territoriali, che è poi anche la nuova frontiera della sanità occidentale avanzata. Siamo molto vicini a questo traguardo e la riconversione della spesa di funzioni ospedaliere cosiddette inappropriate potrà consentire uno sviluppo in sinergia con l'azienda territoriale di quei servizi territoriali che oggi effettivamente magari questa provincia è più carente rispetto a altri contesti. Sto pensando a uno sviluppo, un'implementazione ad esempio della rete domiciliare, sto pensando a un completamento anche dei servizi riguardo alla salute mentale e molte altre funzioni che in altre province della nostra regione hanno avuto un incremento più elevato rispetto a quella pordenonese.